Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha incontrato a Palazzo Dorle i sindaci dei comuni delle isole minori per affrontare l'emergenza legata ai trasporti marittimi. I primi cittadini di Favignana, Lampedusa e Linosa, Leni, Lipari, Malfa, Santa Maria di Salina e Ustica. In particolare hanno chiesto al presidente Schifani di intervenire con il governo nazionale quando sarà formato affinché provveda a un'urgente revisione del piano nazionale dei trasporti marittimi, così da evitare il drastico taglio delle corse dei traghetti agli scafi che se determinerà con l'entrata in vigore degli orari invernali, creando forti disagi a residenti, lavoratori, pendolari, ma anche a studenti, soggetti fragili e persone anziane. La Regione, ha affermato il presidente Schifani nel corso dell'incontro, si impegnerà da subito affinché le isole minori non debbano subire ulteriori tagli ai collegamenti con la terraferma a partire dal 1° novembre. Occorrerà fronteggiare questa situazione di emergenza per difendere i diritti dei cittadini delle isole minori in attesa che si costituiscano il governo regionale e quello nazionale. Nei confronti di quest'ultimo, continua Schifani, mi farò portavoce per assicurare quella continuità territoriale essenziale per la serenità degli isolani. Nelle more della definizione delle gare e della revisione del patto con lo Stato, ha aggiunto Schifani, costituiremo un tavolo tecnico con la dirigenza al fine di monitorare e risolvere le emergenze. All'incontro era presente anche il dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture Fulvio Bellomo. L'amministrazione regionale ha intanto assicurato i servizi in proroga e aggiudicato i 4 lotti delle gare regionali per gli aliscafi bandite nel 2022 per le isole Orie, Egadi, Ustica e Pantelleria. Bandita anche la gara per il collegamento navale con Pantelleria. Il risultato si saprà l'11 novembre quando saranno aperte le buste. I problemi di ogni anno quando i riflettori e le luci dell'estate si spengono, ritorniamo ad essere soli, quando dico soli anche abbandonati dalla politica, vuol dire il problema della sanità, della salute. Da noi ci si può raggiungere solo con gli elicotteri in caso di emergenza sanitaria, non ci sono più i presidi medici estivi, i nostri ragazzi devono andare a studiare sulla terraferma a Trapani con difficoltà di collegamento legati anche alle condizioni meteomarine, e poi c'è il problema enorme dei trasporti, gravissimo perché c'è stata una interruzione degli orari e dei servizi previsti nell'estate con un taglio operato dal governo nazionale che praticamente impedisce i collegamenti e mette in discussione quel principio costituzionale della continuità territoriale e del diritto alla mobilità per chi vive nelle piccole isole. Noi siamo isolani ma non vogliamo essere isolati dal resto della Sicilia e dal resto dell'Italia. Allora, più che tecnicamente possiamo dire geograficamente quali sono, noi siamo di genere isolano e per avere gli stessi diritti di chi vive in terraferma ci si deve garantire la continuità territoriale, quindi per fare questo ci vogliono i mezzi che ci hanno tolto. Qual è il problema oggi? Che ci devono ridare quei mezzi che hanno tolto, razionalizzando, ma andando a togliere la possibilità di raggiungere la terraferma, ovviamente incidendo fortemente sulla vita dei cittadini, perché mobilità significa accesso alle strutture sanitarie, significa l'istruzione, significa più in generale la qualità della vita che viene sempre ad impoverirsi nelle nostre isole. Per questo oggi siamo qua e vogliamo partire subito dalla restituzione di tutto ciò che avevamo e ci è stato tolto. Ma è un problema della regione, non tanto delle aziende? È un problema ovviamente della regione e dello Stato, perché comunque titolare del diritto alla mobilità dei cittadini e alla continuazione territoriale e alla continuità territoriale è un diritto che ci deve garantire in primis lo Stato, quindi lo Stato ce lo può garantire facendo tutte le scelte organizzative che vuole, può anche delegare la Regione, ma il titolare di questo diritto, chi ce lo deve garantire è lo Stato, per cui per esempio le linee essenziali garantite dallo Stato non andavano minimamente toccate, perché se erano definite in quel modo vuol dire che noi non potevamo fare a meno di quelle linee, quindi non si può
trasformare tutto, togliendo per esempio, come nel nostro caso, delle isole Eolie, un aliscafo e una nave, per pensare di fare gli stessi servizi con due mezzi diversi. Questa scelta ha causato dei disagi enormi, disagi per l'accesso degli studenti alle scuole, per il ritorno alle loro case, per l'accesso ai servizi sanitari, per la mobilità in generale. Insomma, questa è una cosa insostenibile, perché non è che uno pensa che le cose debbano per forza sempre migliorare, ma è inconcepibile che debbano peggiorare però. Sì, in questo momento abbiamo il problema grosso dei collegamenti marittimi riferiti alle navi. Ci hanno tolto ad ottobre una nave ministeriale, questo ci comporta dei problemi. A novembre addirittura ci toglieranno due volte da novembre a marzo, 2 volte alla settimana la nave ministeriale, e viaggeremo solamente con il servizio regionale. Se un cittadino ha un problema di salute, qual è insomma la prassi? Beh, se i problemi di salute sono di quelli gravi, a Ustica abbiamo un servizio di risoccorso, per cui diciamo che il servizio navale vale poco. Diciamo che la mobilità dei cittadini invece è importante tutti i giorni, senza bisogno di dover aspettare il giorno particolare per poter partire, come ad esempio mancherebbe la domenica, e questo noi non l'accettiamo, non è giusto. La domenica quindi è un problema spostarsi? La domenica è un problema spostarsi, attualmente il mese di ottobre lo era anche il giovedì, perché inizialmente ci avevano messo la nave tipo regionale, che è una nave che impiega 4 ore, una nave a garage aperto, non è stabilizzata, fondamentalmente trasporta merci pericolose, infestanti e quant'altro. Io ho chiesto ed ottenuto da parte dell'assessorato regionale che anziché fare viaggiare il giovedì la nave regionale, viaggiasse la nave ministeriale, però ciò non toglie che in ogni caso ci hanno tolto un viaggio ministeriale in questo periodo. A novembre saranno 2 viaggi ministeriali che verranno meno.